E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sapete qual è la nuova emergenza che assilla le opposizioni, il campo pseudo largo, gli pseudo progressisti e tutte le anime belle, varie, avariate? Ebbene, il fatto francamente inaudito e inaccettabile per cui a Matteo Salvini è stato consegnato il premio Italia-Israele 2025, istituito e consegnato nella fattispecie dall'Istituto Milton Friedman, dall'Unione delle Associazioni Italia-Israele, dal Maccabi World Union e dall'Israel Defense and Security Forum e dall'Alleanza per Israele. È stato consegnato quest'anno appunto al vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti per l'amicizia coltivata con lo Stato di Israele. Secondo l'ambasciatore di Tel Aviv a Roma, Jonathan Peled, l'amicizia di Matteo Salvini è qualcosa che ci onora e di cui gli siamo riconoscenti. Ci auguriamo per suo tramite di poter rafforzare le relazioni tra Italia e Israele. Cagnara assoluta, cagnara mai vista di fronte a nessun politico, tendenzialmente del fronte giallo-rosso, che o ha coltivato relazioni o ha alluso in modo benigno o ha mostrato di gradire i vari e più feroci regimi e le canaglie più feroci e varie della terra. E invece lo scandalo è che il vicepresidente del Consiglio italiano coltiva un'amicizia con l'unica democrazia del Medio Oriente, storico alleato dell'Italia, paese, ma più che paese, realtà politico-culturale talmente decisiva per noi, che faceva dire per esempio a Ugo La Malfa che la battaglia per la libertà si combatte anzitutto sotto le mura di Gerusalemme. E speriamo che nessuno voglia fare di Ugo La Malfa un becero sovranista estremista ante litteram. Di nuovo una realtà talmente decisiva a Israele che faceva dire a Oriana Fallaci sono sionista perché sono donna europea occidentale e se muore Israele, nostro migliore e coraggioso alleato, dietro Israele moriremo anche noi. Il paese che il 7 ottobre ha subito il pogrom, cioè la caccia all'ebreo in quanto ebreo, e che da allora ha reagito ed è in lotta contro la piovra islamista manovrata dall'orrenda teocrazia assassina degli ayatollah, di cui ha già reciso parecchie braccia. Ebbene, questo è lo scandalo. Che si fa vivo l'intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele. Per loro pace tra Palestina e Israele significa sostanzialmente resa incondizionata alle ragioni dei palestinesi, che oggi purtroppo, aggiungiamo noi e cronaca, sono ahimè le ragioni di Hamas. Comunque lo stesso gruppo contesta a Salvini il sostegno incondizionato a un governo israeliano che continua a violare sistematicamente il diritto internazionale. Invece gli avversari dello Stato ebraico sono dei fierissimi cultori del diritto internazionale. D'altronde gli ayatollah hanno presieduto il forum dei diritti umani dell'ONU, quindi siamo ormai in una realtà capovolta o in un mondo al contrario, come dice qualcuno. Matteo Salvini non ha esitato a stringere la mano insanguinata di Benjamin Netanyahu, scrive ancora la nota dell'intergruppo. Non possiamo restare in silenzio. La pace si costruisce con la giustizia, non con i premi per la complicità con un governo criminale. Che è criminale l'ha deciso questo fantomatico intergruppo, ma poi c'è stata anche un dibattito in aula proprio monopolizzato da questo evento. Il capogruppo 5 Stelle Riccardo Ricciardi, che ha alluso ai 2 anni di genocidio e ha stigmatizzato il vice premier Salvini, che ha ricevuto il premio Italia-Israele. Per noi questa cosa è oltre la politica, oltre la dialettica, siamo alla miseria umana. Capogruppo del Movimento 5 Stelle, partito, movimento, accozzaglia di anime perse, chiamatela come volete, che nella sua storia politica e cronaca ha flirtato col Venezuela di Maduro,
fin con la Cina comunista, cioè il più grande totalitarismo sulla faccia della terra, contro parecchi nemici dell'Occidente, oggi dice con la miseria umana ricevere il premio Italia-Israele. Si è sentito poi Arturo Scotto del PD che ha detto che la Camera è stata violata perché è avvenuto la consegna del premio in una sala della Camera, quindi è stata violata per questa certificazione del fatto che c'è un politico di primo piano del governo italiano che persegue l'amicizia con Israele. Oggi è andato in scena qualcosa di orribile, si fa vivo il Prezzemolino Angelo Bonelli che appena vede l'opportunità di un'agenzia si infila, una premiazione oscena quella accaduta alla Camera. Già Salvini ha stretto le mani insanguinate di Netanyahu, cosa deve succedere di più? Vedete come tutti costoro sposino la retorica dal genocidio falso, nel senso che è un'espressione che non trova corrispondenza nella realtà rispetto alla sua definizione. C'è il dramma di vittime civili di una guerra dichiarata dai nemici di Israele, vittime civili spesso dovute agli stessi nemici di Israele, che usano i suddetti civili biecamente come scudi umani e strumento propagandistico. C'è poi la questione dell'occupazione, no? Da parte di Israele, che ricordiamo viceversa si ritirò in modo unilaterale dalla striscia di Gaza e si è visto cosa ha ricevuto in cambio, il pogrom. Addirittura qualcuno allude all'apartheid, cioè chi si straccia le vesti per questo premio a Salvini sembra sposare la retorica di fatto dei nemici di Israele, cioè ci manca che alludano all'entità sionista e poi abbiamo tutto il campionario di luoghi comuni. Chiude una scandalizzatissima Laura Boldrini, e qui siamo davvero nel campo del dadaismo, visto che Laura Boldrini, anche da Presidente della Camera, ha ricevuto più volte negli appartamenti della medesima figure palestinesi secondo Israele, secondo i servizi israeliani di nuova cronaca, identificabili come terroriste. È accaduto più volte, quindi si può ricevere un palestinese catalogato da Israele come terrorista, non si può ricevere un premio intitolato all'amicizia tra il nostro paese e l'unica democrazia del Medio Oriente. Questo è il campionario lo psicodramma anti-israeliano essere generosi che sta andando in scena. Al che ci sorge una domanda spontanea, provocatoria, semplicistica, ma ascoltando la levata di scudi scandalizzata e gli argomenti della levata di scudi ci chiediamo: ma non è che loro signori preferirebbero fosse istituito e consegnato a qualcuno un premio Italia Hamas? Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio